il comune di Farra di Soligo, quindi la cittadinanza, ma di fatto la disponibilità dell'ente viene meno per oltre 80.000 euro se parliamo fino al 2028. Sono cifre importanti. La forbice del governo sui comuni più virtuosi. Se il Veneto perderà da qui al 2028 85 milioni di euro, comuni come Farra di Soligo, nemmeno 8.500 abitanti, avranno già da quest'anno 23.000 euro in meno da spendere. È un sindaco arrabbiato visibilmente, Mattia Perencin, che chiede un dialogo più serrato con ANCI e parla questa volta di vera e propria ingiustizia. La cosa che più mi fa incavolare, e dico incavolare per non dire altro, è che comunque vengono sempre penalizzati quei comuni che hanno i bilanci a posto, che guardano con cura anche l'ultimo centesimo che viene speso. Mi viene quasi da dire che forse era meglio fare dei buchi, perché tanto comunque qui nessuno ci mette becco. Sono 6.838 i comuni su cui si è abbattuta la mannaia del governo, che ha risparmiato invece quelli in dissesto finanziario. I comuni non possono essere sempre gli enti dove tutti vanno ad intervenire mettendo appunto le mani nelle nostre tasche, anche perché poi a qualcuno deve pur spiegare ai cittadini perché mancano magari dei servizi o perché non si riesce ad intervenire subito su situazioni magari anche di emergenza. Come la frana di Collau, 100.000 euro di danni causati dal maltempo degli ultimi mesi. Le prime a saltare, ne è certo Perencin, saranno le manutenzioni delle strade. L'autonomia potrebbe invertire il trend, ammette il sindaco, ma c'è ancora poca chiarezza. Di sicuro, da destra a sinistra c'è tanta rabbia. C'è un grosso malumore, quindi non escludo che ci possano essere anche delle situazioni per le quali si vada incontro anche a determinate proteste, perché ripeto, non dobbiamo essere sempre i soliti che vengono mazziati. Comuni con bilanci in ordine, sindaci che controllano anche l'ultimo centesimo, soldi spesi concretamente e correttamente e siano sempre quelli a pagare. Quindi attenzione in questo.